E cos'è che vi differenzia rispetto agli altri 7 candidati? Ma noi siamo nati come una civica quando siamo nati, poi ci siamo trasformati e strutturati in maniera diversa, però noi abbiamo sempre attinto dal basso, ma non dal basso in quanto a non competenti, ma dal basso in quanto persone che vivono la realtà del territorio. A poche ore dall'annuncio, Sara Visman ha presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Venezia per il Movimento 5 Stelle. 54 anni, muranese, titolare di un'impresa artigiana e attiva da 10 anni nel movimento, gli ultimi 5 come consigliera comunale. Unica candidata sindaco donna a Venezia, presenta un programma che tiene conto delle varie realtà territoriali che compongono il comune. C'è Marghera, abbiamo la possibilità con la ZES di riqualificare ettari e ettari di territorio e di portare nuovi insediamenti produttivi e differenti da quelli che sono adesso perché tecnologicamente più avanzati. Poi abbiamo una Mestre da risistemare, la vivibilità di Mestre deve essere risistemata, il centro di Mestre deve rivivere. E poi abbiamo il grosso impegno su Venezia, dove lì servono case pubbliche. Accanto a Sara Visman, alla presentazione, oltre al ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme Federico D'Incà, si è raccolto il Movimento 5 Stelle del Veneziano, la senatrice Orietta Vanin, la consigliera regionale Erika Baldin, Elena La Rocca e Davide Scano, con i quali Visman ha condiviso a Cafarsetti 5 anni di opposizione all'amministrazione comunale in carica, un'amministrazione che in queste settimane e a fondo si è distinta per un certo attivismo in ambito urbanistico. I cittadini se ne sono accorti, sì, in questi ultimi mesi. Non abbiamo fatto altro che delibere di variazione per poter edificare dove adesso ci sono campi verdi e campi agricoli. Il nostro obiettivo invece è quello di rivedere il piano di assetto territoriale e di togliere le volumetrie.